rivolgo a quei ragazzi che possono aver fatto danni di scrivermi, parlare, andare dai carabinieri anche in forma, appunto, non per forza dobbiamo uscire sulle TV, però è importante che capiscano, che si rendano conto, che facciano loro il primo passo per rendersi conto di quello che hanno fatto. L'indignazione e l'appello del primo cittadino di Altavilla verso i vandali che nel fine settimana hanno devastato la scuola Marconi che oggi è stata chiusa. La devastazione in quasi tutti i locali del plesso è stata talmente grave che servirà anche la giornata di domani per sistemare tutto. Al lavoro oggi sono state chiamate 8 squadre di pulizia che lavoreranno ad oltranza per poter riaprire i battenti del plesso mercoledì. Hanno scaricato degli estintori, rovinando delle apparecchiature, delle attrezzature. Mi ha anche appena chiamato l'ufficio che può essere che sia stato rovinato il lavoro fatto sull'ascensore che stavamo proprio mettendo a posto. Quindi ancora non sappiamo quantificare i danni perché le imprese di pulizie sono all'opera per pulire prima di verificare. Però è abbastanza salato il conto questa volta. Sì. Abbiamo incontrato il sindaco poco dopo aver depositato la denuncia dell'accaduto ai carabinieri. Desolante il quadro che ieri mattina si è presentato ai primi assessori che si sono precipitati nella scuola dopo l'attivazione dell'allarme. Qui vediamo una LIM o comunque un computer che è stato rotto ma gettato a terra proprio con cattiveria, con violenza, nel senso che credo che non serva a nessuno vedere queste bravate. Cioè, la scuola ha bisogno di attrezzature. Una cosa che ci ha colpito è che oltre a aver danneggiato le classi hanno anche distrutto un lettino di un ragazzo disabile e questo fa molto male, la cosa che mi ha colpito di più di questo evento. Provvederemo quanto prima a rimettere a nuovo il sistema d'allarme e collegarlo sicuramente a una centrale operativa come il 112. A questo punto sarebbe importante che chi ha commesso questo reato, perché di reato si parla, venisse e lo dicesse chiaramente, di modo che insomma magari cerchiamo di essere anche un po' più accomodanti. Certo è che se dobbiamo scovarli noi saranno altre le conseguenze.